La bonifica è un tema importante, cruciale per l'agricoltura della nostra regione. Qualche settimana fa a San Donà di Piave si è tenuto un festival nazionale e nell'occasione con i nostri microfoni abbiamo sentito le opinioni di Giorgio Piazza, presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Andiamo a sentire cosa ci ha detto. In occasione di Terre Evolute, il Festival della Bonifica, incontriamo Giorgio Piazza, presidente del Consorzio Bonifica Veneto Orientale. Da poco terminato il suo intervento ha citato un personaggio importante, presidente, ha citato Nelson Mandela. L'acqua è indispensabile, però l'acqua va anche regolata. Sì, sicuro, lui era solito dire che senza acqua non c'è futuro, da un africano ci si aspetta ben altro, insomma, perché poi è una visione, diciamo, fondamentale di questo bene prezioso. Qui da noi ne abbiamo in abbondanza, però non per questo possiamo sprecarla, dobbiamo avere la contezza e l'intelligenza che ci ha dato la nostra bonifica, che è la nostra identità, di un corretto uso. Quindi sia nella regimazione quando ce n'è molta e sia per quando ce n'è poca e bisogna distribuirla a scopo irriguo. Io credo che se noi assumiamo questo aforisma, questa locuzione di Mandela che senza acqua non c'è futuro, io immagino che potremmo veramente far fare un salto di qualità alla nostra bonifica e ai nostri territori in una chiave di visione molto diciamo, lanciata oltre l'ostacolo, con intelligenza, utilizzando quella che è la base forte, che è le conoscenze e soprattutto il grande lavoro silenzioso, quotidiano, che i consorzi di bonifica svolgono da quasi 100 anni in questi territori. Il lavoro dei consorzi di bonifica viene chiamato in causa, specie dall'opinione pubblica, quando ci sono grandi calamità. Allora lì è sempre colpa del consorzio di bonifica. Però cosa dobbiamo dire ai cittadini per renderli consapevoli del servizio che offre un consorzio di bonifica? Certamente quando uno subisce un'inondazione, un danno per eccesso di acqua, certo qualcuno deve addossare le colpe. Teniamo presente che il cambiamento climatico impone una operatività che non è tarata sulla progettualità dei consorzi di bonifica, perché 100 anni fa, 50 anni fa, 60 anni fa le piogge maggiori nelle 24 ore erano di quasi un centinaio di millimetri, adesso 100 mm cadono in un'ora o poco più e questo mette sotto forte stress tutto il sistema della rete. Però a questo stiamo ponendo rimedio. Il Veneto dopo l'alluvione del 2010 sta operando in tutti i territori con bacini di laminazione, cioè quindi con progetti di rinaturalizzazione dei fiumi, creando quegli spazi che ai fiumi erano stati nel tempo sottratti. Io credo che questo sia un buon indirizzo, ma soprattutto noi dobbiamo capire che bisogna che ritorniamo un po' indietro e questo è una responsabilità di noi agricoltori. Dobbiamo rimettere fertilità nei suoli, sostanza organica, la quale trattiene l'acqua fino a 20 volte il proprio volume e quindi questo potrebbe essere un grande contributo anche alla regimazione delle acque. Questo impatta però con la politica europea. Io li ho definiti testoni europei perché non riescono a cogliere le sensibilità dei territori e le peculiarità. Io credo che se però faremo un percorso anche con la politica, con i sindaci, con tutte le istituzioni a spingere su questo senso e dare risorse agli agricoltori in questo senso, noi potremo avere nel prossimo futuro, senza fare grandi opere infrastrutturali, migliorando la capacità dei nostri territori all'assorbimento e al trattenimento dell'acqua, potremo in parte compensare anche questi eccessi, quindi dare quelle risposte che i cittadini si aspettano. Grazie a Giorgio Piazza, presidente del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale.